Il turismo accessibile parte spesso da piccoli accorgimenti concreti. Federalberghi Garda Veneto ha presentato un manuale con regole e buone pratiche per rendere le strutture del territorio più inclusive. Si tratta di un manuale che abbiamo elaborato a vantaggio della nostra categoria, dei nostri associati, con tutta una serie di procedure, consigli utili per quello che è l'ospitalità nei confronti di ospiti con eventuali disabilità. Cerchiamo soprattutto di dare degli spunti moderni, contemporanei, per approcciare questo tema che a volte spaventa invece come un vantaggio competitivo nel comparto aziendale dell'impresa turistica. All'evento era presente anche la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha ricordato l'impegno del governo sul tema. È un tema che mi sta molto a cuore, anche perché come Ministero noi ripartiamo ogni anno 50 milioni di euro a tutte le regioni. Ogni regione sviluppa dei progetti sull'inclusione, l'accessibilità e il turismo molto importanti. Infatti avremo anche noi un evento molto grosso a Firenze il 22 di aprile che coinvolgerà davvero tutti e quindi una parte fondamentale, il nostro lago di Garda, il territorio veneto prezioso che offre tantissime opportunità per i turismi, deve essere sempre più aperto a tutti e io credo che questo sia un investimento e quindi qua si è intuito, l'hanno capito e sono molto felice di essere qui. Quello dell'accessibilità è un tema sentito anche a livello locale e regionale, come hanno ricordato il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi e il consigliere regionale Matteo Pressi. Temi fondamentali ed è bellissimo che il segnale di inclusione arrivi proprio da qui, da Bardolino, che si candida insieme all'area Lago di Garda, Capitale della Cultura 2029 e quindi non c'è cultura senza accessibilità, non c'è cultura senza inclusione e quindi ci auguriamo che questo segnale molto maturo da parte di un'associazione come Federalberghi venga recepito da tutti, anche dagli enti locali che io rappresento, nello spirito di un turismo sempre più inclusivo, sempre più di qualità. Io credo che l'aspetto che ci debba far sentire più orgogliosi è che come ULSS, come sistema sociosanitario regionale, abbiamo portato avanti l'idea che la persona che vive in condizioni di disabilità non è solo destinataria di cure di carattere sanitario o di assistenza di carattere sociale, ma è una persona che ha diritto di essere inclusa pienamente nella società, anche negli aspetti più ludici, più divertenti, come il turismo, come la possibilità appunto di svolgere tante attività di carattere ricreativo e quindi insomma ci occupiamo delle persone a 360 gradi e non sono più viste solamente come utenti dei servizi sanitari o dei servizi sociali. A conclusione è intervenuta Katia Ricciarelli, che con gli allievi dell'Accademia Internazionale di Canto Lirico ha intonato l'inno nazionale. Sono molto d'accordo con diciamo, lo scopo di questa riunione, perché qui a Bardolino si possono fare tante cose, pensare anche tantissimo a coloro che ne hanno bisogno.